Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra, dove stiamo per assistere alla 12ª giornata di Serie A2 di Lega Calcio 8. Protagonisti dell'incontro Magnitudo e Tony Ponzi Investigazioni. Oddio, Rossi chi sta? Tony Ponzi. Sta per avere inizio l'incontro con il Tony Ponzi che si dovrà difendere dalla battuta di Liga, presumibilmente il Magnitudo in maglia bianca e il Tony Ponzi in maglia rossa. Ricordiamo che il Tony Ponzi si trova momentaneamente al secondo posto in classifica con 26 punti, ma vincendo aggancerebbe i primi perché hanno svolto una partita in meno, mentre la Magnitudo è settima a 13 punti. Parte subito Pelusi che la mette in mezzo per Corsi, recupera il pallone la difesa della Tony Ponzi e riparte veloce con la palla per Di Girolamo che cerca di andare da solo, ma Napoletano la passa indietro, il portiere Pagano Giovagnoli per Borzelli che si libera in qualche modo di Liga. Ora sul pallone ancora Liga contro Berzoli. Liga sulla fascia, cerca di tornare indietro, si fa male forse Teruzzi. Ora cambio di gioco in scivolata Corsi, grazie anche a Narini, ma la palla è per la Tony Ponzi. Di Girolamo torna indietro per impostare, allarga il gioco, lancio lungo a cercare il numero 8 che intercetta il pallone, la può mettere in mezzo. Ora il tiro ed il grandissimo gol di Bettinelli al primo minuto di gioco porta in vantaggio la Tony Ponzi. Primo minuto di gioco. Sì, tanto 2 minuti sono giocati. Parte Liga direttamente in porta, è bravo il portiere Ponzelli a mettere in calcio d'angolo. Grandissimo gol di Bettinelli che porta in vantaggio la Tony Ponzi, gol importantissimo perché consentirebbe di agguantare prima in classifica. Ora Corsi sul pallone, lascia scorrere e si accontenta del calcio del rinvio della rimessa laterale. Peluso cerca di dimesticarsi tra la retroguardia difensiva della Tony Ponzi. Ora Di Girolamo contro Napoletano. Di Girolamo tenta la conclusione che si perde di poco a lato. Tony Ponzi molto pericolosa con i suoi uomini offensivi. Ora Teruzzi in pressing. Napoletano rischia con Di Girolamo, poi Pagano è costretto a rinviare, ma subisce anche un fallo. Invio lungo verso Pelusi, Giovagnoli è attento. Ora Narini a gestire il pallone, si guarda attorno, cerca un compagno, poi lo trova in Carassai che torna da Napoletano. La pressione di Di Girolamo costringe all'errore Napoletano. Ancora per Di Girolamo, Napoletano è bravissimo in scivolata,
pulita. Ora Corsi riparte, Pelusi però arretra, Corsi cerca di autolanciarsi, ma il progetto è veloce e la palla è troppo lunga, comunque non ci sarebbe mai arrivato. Palla lunga dove Ligori è attento. Borzelli cerca di andarsene con un tunnel a Liga, la palla per Teruzzi, viene agguantata da Pagani, ancora larga verso Carassai, ancora per Pagano. Pelusi sponda verso Liga che tenta la conclusione fortissima, il portiere riesce a bloccarla. Ora riparte Bettinelli cercando di una sorta di tunnel nei confronti di Ligori. Ancora Ligori di testa, Carassai di petto la appoggia verso Pagano che si guarda attorno, poi decide di giocare proprio per Carassai. Ora verso Liga, la pressione degli uomini in maglia rossa. Riparte ora Bettinelli, autore del gol del vantaggio, ancora Bettinelli, Napoletano lo costringe ad allargarsi, ma è anche costretta a regalargli una rimessa. Bettinelli verso Borzelli. La parla per Ligori, allunga verso Corsi che tenta di trovare Pelusi. La palla scorre. Giovagnoli, la sponda di Di Girolamo, poi bravo Bettinelli, si alza Borzelli, la mette in mezzo verso Di Girolamo che in qualche modo cerca di rimettere in mezzo, ma non arriva sulla sfera. Pagano va al rinvio cercando la sponda di Pelusi che lascia scorrere verso Corsi che è costretto a metterla in mezzo, una sorta di tiro cross dove deve smanacciare Ponzelli. Carassai sulla battuta verso Pelusi, Pelusi gestisce il pallone con Giovagnoli che cerca di mettergli pressione. Ora Carassai, Narini, Teruzzi, ma c'è un fallo nei confronti di Narini. Sulla battuta in questo momento Ligori e Pelusi, vedremo se tenteranno una conclusione a rete. Anche Liga un po' defilato, Pelusi e Liga si defilano, tutto pronto, parte Ligori, la conclusione diretta a rete, la palla è su Pelusi, la mette in mezzo dove arriva Narini, allarga verso Liga, Pelusi è in area di rigore, Liga se ne va, può tentare anche la conclusione e trova il gol del pareggio quando siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo, 1 pari. Non so quanto tempo è passato, non lo so. 2 minuti in meno. E quindi stiamo al settimo. Vabbè. Chi ha segnato Liga? Però la palla per Peleggi verso Bettinelli che può tentare la conclusione. Pagano è attento. Carassai, Sonarini riesce a prolungare. Liga intercetta Peleggi, allarga verso Bettinelli, verso Di Girolamo, entra la conclusione di prima, ottimo tiro di poco alto.
Pagano al rinvio lungo, la palla in qualche modo scorre, Narini sul pallone, lo allarga verso Corsi, Corsi contro del progetto, passa Corsi, la può mettere in mezzo, lo fa, la palla era pericolosa ma non c'è nessuno sul secondo palo. Teruzzi con Liga in pressione verso Borzelli, Ligori, Narini allarga verso Liga, il tiro di Narini un po' pretenzuoso, Bettinelli contro Ligori, costretto a tornare indietro del progetto che cerca una palla a metà tra Teruzzi e Di Girolamo. Riparte ora Giovagnoli, cerca, lancia a scavalcare dove arriva Di Girolamo, napoletano poi attento, la palla messa in mezzo verso Teruzzi, vediamo il punteggio sul 1-1, ora Bettinelli la mette in mezzo verso Di Girolamo, Pagano verso Corsi, pressioni del progetto, la palla verso Pelusi, Pelusi contro Giovagnoli, Pelusi aspetta il soccorso di qualche compagno, poi va da solo, la mette in mezzo dove ci sta Liga, ma c'è anche Borzelli. Le metto tutte e due, sì. Dimmi te, sì. E io che cazzo? Dimmi te. Tutte e due. Vai. L'arbitro senti tante cose, si sentono? Sì, si sente. Non vorrei sentisse troppo. Giovagnoli allarga verso del progetto che si è spostato sulla sinistra, tenta di trovare la conclusione che è pericolosa, si deve superare Pagano e mettere in calcio d'angolo. Lo sento proprio che struisce. Forse di più, mi sa. La palla ritata verso Di Girolamo che con una conclusione che è molto pericolosa, si deve superare un'altra volta Pagano. Niente troppo, sì. Nuovo corner con Giovagnoli che lo mette in mezzo, Pagano allontana, poi una sorta di liscio. Numero 7, Pelusi tenta la conclusione. Narini contro Peleggi, fine Giovagnoli spazza, Napoletano anticipa il movimento degli attaccanti, poi la mette in mezzo
dove la palla arriva a Liga che tenta la conclusione che porta in vantaggio la Magnitudo. 2-1 per la Magnitudo. Palla in mezzo del progetto Carassai per Narini che imbuca di prima verso Pelusi che ha fatto il movimento inverso. Ora Rutolini cerca di metterla per Di Girolamo, la palla è troppo lunga ma forse ci arriva Pelusi che la trattiene in campo, ce la fa, la deve concedere a Giovagnoli. Ora per Bettinelli, Di Girolamo, ora Bettinelli si libera per la conclusione che poi effettua. Tiene forse una rimessa, un calcio d'angolo, non è così. Giovagnoli del progetto. Palla verso Di Girolamo, c'è il fallo forse. Non ti tocca lo stesso. Auricolari sta a toccare qualcosa qua. Davvero? No, era apparso il volume. Così tocca lo stesso. Tocca in ogni caso. Sì. Di Girolamo e Bettinelli sul pallone per cercare di trovare il gol del pareggio. Tutto pronto, parte Bettinelli che va diretto in porta ma trova solo il sopra della rete. Carassai per Narini, la pressione di Peleggi. Ora del progetto sale, cerca di andare al cross, poi la scarica per Teruzzi, ora per Peleggi. Ora Rutolini, controcorsi, fine se ne va, ma non concede, non ottiene la deviazione. Pelusi si libera degli avversari, poi allarga dove c'è Carassai. Carassai per Narini di prima a cercare Pelusi, palla viene gestita ora da Giovagnoli. Sale Bettinelli che tenta la conclusione cadendo. Ligori si libera dalla pressione di Di Girolamo che è fruttuosa, poi rinviene. Pelusi. Narini sbaglia il passaggio per recuperare Teruzzi, recupera, poi scarica verso Peleggi. Peleggi ancora per Teruzzi, Carassai recupera. Ora Pelusi aspetta la sovrapposizione di Carassai, poi decide di non servirla. Bettinelli recupera il pallone solo per un attimo. Possesso è bianco. Ricordiamo il punteggio quando siamo al 17° minuto del primo tempo. Sul parziale di 2-1 per la Magnitudo. Giovagnoli svetta. Ora Peleggi. Corsi. Ora del progetto. Larga per Bettinelli. Girolamo una sponda che però è sbagliata. Liga torna indietro, finta il passaggio, un gioco di gambe, parete verso Ligori. Narini intima, stare calmi. Carassai verso Narini, di prima verso Liga. Peleggi recupera, Napoletano gli strappa via il pallone.
Legge ancora in scivolata, una fase di lotta nella gara. Ora Narini verso Corsi, intercetta Bettinelli, cerca di ripartire, c'è il passaggio per Peleggi, lo effettua. Peleggi deve liberare di Ligori, che commette fallo su di lui. Del Progetto può tentare la conclusione che è deviata. Bettinelli sulla battuta, vedremo se tenterà uno schema o una palla in mezzo. La palla indietro verso Peleggi, però sbaglia la conclusione. Pagano veloce verso Pelusi, Pelusi contro Del Progetto, vedremo se riuscirà a gestire il possesso. La palla non è uscita secondo l'arbitro. Allora Pelusi trattiene il pallone di fisico, se ne va anche a Del Progetto, poi la mette in mezzo verso Liga, Giovagnoli è attento e riparte veloce. La palla adesso verso Bettinelli, vede la sovrapposizione sulla sinistra di Teruzzi, vediamo se lo servirà o andrà alla conclusione che effettua. Teruzzi verso Bettinelli, Giovagnoli può pensare alla conclusione, che fa? Ligori spazza lontano dove c'è Pelusi e Ponzelli, quest'ultimo interviene sul pallone. Ci troviamo al 20° time out. Inizio ora l'incontro dopo il time out chiamato dalla Magnitudo. Ricordiamo il punteggio sul 2-1 per la Magnitudo, che si era trovata sotto di una rete al primo minuto di gioco. Poi dopo, grazie alla doppietta di Liga, è riuscito a cambiare il risultato. Ora Del Progetto sale, è entrato anche Caputo, Di Girolamo con Bettinelli, pensare alla conclusione, poi allarga sulla destra verso Peleggi. Del Progetto tenta la conclusione, ottiene un calcio d'angolo. È entrato al posto di Teruzzi Caputo. Sulla battuta Bettinelli, la mette in mezzo dove stacca Di Girolamo, ma prima di lui Ligori. Del Progetto la mette in mezzo, Corsi attento, ma Ligori non la ritrova. Poi sì, Giovagnoli, Carassai prima di tutti, Pelusi lo può servire, lo fa forse un po' tardi, infatti non riesce a trovare lo scambio. Caputo se ne va di personalità. Ora Del Progetto può salire a campo, cerca un compagno a cui passare la sfera. Ora Bettinelli contro Narini, Ligori si è forse fatto anche male, c'è un dolore muscolare. Non è muscolare. Ha fatto male, non l'ha colpito nessuno. Sembra essersi ripreso Ligori, che sembra essere ancora un po' dolorante. Tanto Bettinelli restituisce il possesso ai bianchi. Ora Carassai sale per Narini, che di prima cerca di servire Liga a Di Girolamo per Bettinelli, allarga verso Peleggi, che se ne va in qualche modo a Ligori con un gioco di gambe. A Di Girolamo in mezzo per Del Progetto, che non riesce a trovare la via della rete, si lamenta di un calcio d'angolo, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Carassai può salire, c'è a campo, poi lancia lungo
Giovagnoli pulisce l'area, poi Peleggi subisce fallo, battuto subito la punizione. Bettinelli si libera, può tentare la conclusione. Grandissima azione di Bettinelli che non trova la doppietta personale. Fatto il primo. Ligori può salire, cerca di servire Pelusi che non trova l'aggancio del progetto per Peleggi che la restituisce a del progetto. Ora Bettinelli può salire, la passa per Di Girolamo, ma tu per tu col portiere non riesce a trovare la via della rete neanche lui. Ottima la prestazione di Pagano. Carassai, Marini non trova nessun compagno, riparte Bettinelli e se ne va e subisce il fallo da Ligori che viene anche ammonito. Può essere. Sulla battuta del calcio di punizione di Girolamo e Bettinelli. Vedremo se andrà Di Girolamo di destro o Bettinelli di sinistro. Fa defilato anche del progetto. Parte Bettinelli, cerca la battuta a rete e su questa si chiude anche la prima metà di gara sul punteggio di 2-1 per la Magnitudo. Sta per avere inizio la seconda metà di gara sul punteggio di 2-1 per la Magnitudo. Nel frattempo registriamo i cambi. Entra con il numero 36 per i bianchi, Sciuto al posto di Ligori e con il numero 27 Sori al posto di Narini. Per la Toni Ponzi nessun cambio rispetto agli 8 che sono usciti dal primo tempo. Di Girolamo per Bettinelli che lascia passare, poi in scivolata Carassai, Liga interviene troppo tardi. È curioso che non abbia ancora segnato nessuno dei due canonieri delle rispettive squadre che stanno giocando la classifica marcatori. Carassai passa in qualche modo a Di Girolamo che può trovare il gol, ma la palla è fuori. Pagano cercare Pelusi, ma svetta Giovagnoli. Peleggi verso Bettinelli, di testa Corsi lo anticipa, ma la palla ancora per Bettinelli. Alla fine Sori interviene. Spera che insegna. Spera che insegna. Sulla battuta sempre il solito Bettinelli, autore del gol che aveva portato in vantaggio al primo minuto la Toni Ponzi. Tutto pronto per la battuta. Parte Bettinelli che va diretto in rete con il colpo di tacco cercato da Peleggi, poi Caputo prende forse il palo. La palla è per la Magnitudo che ha scampato un gran pericolo. Carassai torna indietro verso Pagano che va a lancio lungo dove trova Sciuto che di tacco cerca Pelusi. Peleggi se ne va in numero nei confronti di Sori, poi allarga verso Caputo. Carassai interviene,
Di Girolamo, fallo di mano di Sori. In questo caso sembrerebbe andare Di Girolamo. Di Girolamo è del progetto sul pallone. Punto pronto, parte Di Girolamo che va a basso. Ora del progetto a battere il calcio d'angolo. Palla per Bettinelli che cerca un colpo di tacco. Rilancia poi Carassai. Rutolini lascia a Giovagnoli. Ora del progetto. Cerca l'imbucata per Caputo. Sori cerca di andarsene, poi commette l'ennesimo fallo, il terzo già commesso da questo ragazzo. Ha ammonito anche Sori. Girolamo nuovamente sulla battuta. Un minuto fa andare basso. C'è anche Bettinelli ai limiti dell'area di rigore. Potrebbe anche passargliela al compagno di squadra. Parte ora Di Girolamo proprio per Bettinelli che va alla conclusione. Si supera ancora una volta Pagano con la conclusione di Bettinelli. Poi Ponzelli per Giovagnoli che può salire, poi lancia verso Di Girolamo che stoppa di petto, poi scivola ma rinviene sul pallone commettendo anche fallo. Ha ammonito Liga per proteste. Napoletano è ancora dolorante. Sembra farcela Napoletano. Chiaramente un dolore sulla coscia. Parte ora Pagano a rinvio. Cercare Pelusi, Osciuto. Peleggi. Larga per Rutolini. Il lancio. La palla viene chiamata da Pagano. Ora Sori. Larga verso Osciuto. Di prima, cercare Liga. Ottimo intervento difensivo del progetto, ma arriva Pelusi. Ottima anche la parata di Ponzelli. Di Girolamo sponda verso Bettinelli che gliela riconsegna. Poi la conclusione di Girolamo. Sporcata, calcio d'angolo. Peleggi verso del progetto. Ora per Caputo. Proverà anche la conclusione. Sori del progetto alla fine. Nel frattempo è rientrato Teruzzi al posto di Rutolini ed è rientrato Caputo. La palla all'indietro verso del progetto che la mette in mezzo verso Di Girolamo. Pagano anticipa l'attaccante. È alta la pressione del Tony Ponzi in questa seconda metà di gara. Ora però Bettinelli sbaglia l'appoggio. Pagano per Corsi verso Osciuto. Caputo mette in rimessa. Di testa Giovagnoli all'indietro verso Ponzelli.
Giovagnoli verso Teruzzi, aspetta l'aiuto di qualche compagno, poi è costretto ad andare da solo, poi all'indietro verso Del Progetto, ora Peleggi per Bettinelli, di prima verso Teruzzi, Teruzzi può tentare la conclusione, bravo, ancora in uscita Pagano. Peleggi verso Bettinelli, finta il passaggio, ma Sori è bravo a intuirne le intenzioni. Sale Giovagnoli, la palla in mezzo, viene chiamata da Pagano, che rilancia subito verso Pelusi. Giovagnoli, bravo a capirne il tempo. Bettinelli, Sciuto. Bettinelli di tacco verso Del Progetto, e poi allarga verso Peleggi, finta la conclusione, aspetta Caputo, poi lo serve, ma è un po' arretrato il passaggio. Caputo riesce a recuperare il possesso, Di Girolamo sul pallone, può tentare la conclusione, alla fine la fa, la palla però finisce di tanto al lato. Marco, sul giro, stoppa bene e tira, stoppa per tirare. Carassai può salire, la palla verso Liga. Peleggi allarga verso Caputo, che a campo la mette in mezzo, la chiama nuovamente Pagano, che oggi è veramente perfetto. Liga cerca di servire Pelusi, lo trova, Pelusi guarda in mezzo, è da solo, va alla conclusione, Fonzelli attento. Di Girolamo per Peleggi, Peleggi allarga verso Caputo, che cerca di restituire il pallone e ci riesce anche. Fallo commesso da Sori, il quarto fallo personale di Sori. Questa è un'ottima posizione per Bettinelli, che oggi ha anche il piede caldo. Pagano dispone 4 uomini in barriera. Stanno Giovagnoli e Del Progetto ai limiti dell'area di rigore. Parte ora Bettinelli diretto in porta sulla barriera. Sori cerca addirittura una conclusione un po' pretenziosa. Bettinelli napoletano riesce a stoppare l'intenzione del tiro. Teruzzi sul pallone. Pagano la chiama, questa volta non riesce ad intervenire, quantomeno a stopparla. Time out. Inizia ora l'incontro dopo il time out chiamato dalla Magnitudo. Lancio lungo, cercare Pelusi, ma Giovagnoli è attento. Peleggi verso Del Progetto, che allarga nuovamente per Giovagnoli. Cerca il lancio lungo di Girolamo, la sponda verso Bettinelli, che in qualche modo va anche alla conclusione, ma la rimessa è per la Magnitudo. Sembra essere pronto a rientrare Narini. Per i bianchi, Carassai nuovamente da Pagano, migliore in campo in questo secondo tempo. Lancio lungo, Giovagnoli di testa le prende tutte, questa volta però serve Liga che sbaglia. Lo stop. Carassai verso Pelusi, Pelusi contro Del Progetto, in palleggio Pelusi, aspetta
L'arrivo di Carassai, poi non lo serve. Di fisico cerca di sfondare, ma poi concede una rimessa. Di prima Bettinelli, ma trova Liga che di testa allarga, dove Sciuto non riesce a servire il numero 9. Peleggi verso Caputo, ancora per Peleggi, 1-2. Sale Caputo, tornato però Sciuto, senza fallo riesce a metterlo in rimessa. Bettinelli verso Peleggi, che può pensare alla conclusione, la effettua, ma Pagano stoppa. Carassai, la sponda di Pelusi, si fa anticipare da Peleggi. Ora Bettinelli di prima verso Di Girolamo tu per tu col portiere, bravissimo a uscire Pagano. Bettinelli cercare Di Girolamo, addirittura di petto, il portiere la stoppa per prendere tempo. In netta difficoltà la Magnitudo in questa seconda metà di gara, costretta alla difensiva. Caputo poteva servire un assist involontario verso Pelusi, che però aveva già smesso di seguire il pallone. Ora Peleggi se ne va a Sori, poi la mette verso Bettinelli che tenta la conclusione ed è grandissima la doppietta di Bettinelli. Due bellissimi gol, due pari. Mezza porta. Una bruttissima, non gira sta cosa, provate. Parte Liga, la conclusione sul quale interviene Giovagnoli. Liga ancora sul pallone. Dopo una grandissima pressione, la Toni Ponzi è riuscita a trovare il gol del pareggio. Nel frattempo è entrato Narini, che ora non rinviene sul pallone. Bettinelli ancora di sinistro. Pagano è costretto a superarsi. Ancora Bettinelli di destro. Nel frattempo è rientrato Narini al posto di Sori. Lancio verso Pelusi che stoppa, può girarsi, lo fa di sinistro, tenta la conclusione. Del progetto riparte lancia lungo dove Di Girolamo riesce in qualche modo a intervenire sul pallone, poi Napoletano riesce ad allargare la traiettoria del pallone e subire anche fallo. Nel frattempo entra Ligori. Al posto di Napoletano che esce Malconcio, la palla verso Sciuto, di testa verso Pelusi, spazza Peleggi, ma la palla è ancora per i bianchi. Carassai, poi rischioso disimpegno sul quale rinviene Teruzzi che in qualche modo la serve verso Di Girolamo che cerca la conclusione. Pelusi contro Giovagnoli, commette anche fallo. Viene anche ammonito Pelusi per proteste. Giovagnoli sulla battuta, preferisce andare da Del Progetto piuttosto che metterla in area di rigore, vista anche l'esigua distanza. Calcio d'angolo per la Toni Ponzi, dove va Bettinelli, la mette in mezzo, Teruzzi cerca di battere a rete, alla fine lo fa Peleggi. Ha fischiato un fallo per la Toni Ponzi.
Ligori sul pallone. La palla è per Ponzelli. Ora per il Del Progetto. Trova un bel corridoio per seguire Bettinelli, che ora serve Peleggi, che trova il gol del vantaggio al 18° minuto del secondo tempo. 3-2 per la Toni Ponzi. Capovolta la gara, ora sul 3-2 per la Toni Ponzi. Segnava era finita. Ottimo secondo tempo della Toni Ponzi. Ora Bettinelli ancora sul pallone per tentare la conclusione e trova il gol del 4-2, tripletta personale. Dai Alberti! Dai a siete messi e mutande buone stasera! Inizia ora l'incontro sul punteggio di 4-2 per la Toni Ponzi, che pochi minuti fa si trova sotto di una rete. Corsi cercano una scossa i giocatori in maglia bianca. Ora giocano spensierati i giocatori della Toni Ponzi. Bettinelli in formissima. La palla per Liga, che può salire, aspetta Carassai che gli fa il movimento alla sovrapposizione. Narini ancora per Liga, Di Girolamo torna sul pallone. Ora Peleggi larga verso Caputo. La palla viene gestita da Ligori. Cerca di servire Pelusi. Quando mancano 4 minuti più recupero alla fine del secondo tempo, ci troviamo sul punteggio parziale di 4-2 per la Toni Ponzi. Del Progetto può salire. Di Girolamo cerca la sponda verso Teruzzi. Tengono comunque, anzi no, una rimessa che è per i bianchi. Pelusi fallo su Narini. Sul pallone Liga, Sciuto e Pelusi. È tutto pronto. Parte Liga che va diretto in porta, la palla è deviata, calcio d'angolo. La battuta sempre Liga, con Ligori che va a piazzarsi in area di rigore. La palla proprio verso di lui, che la colpisce ma non riesce a indirizzarla a rete. Time out chiamato dalla Toni Ponzi. Riparte ora l'incontro quando mancano un paio di minuti alla fine della gara. Punteggio di 4-2 per la Toni Ponzi, autrice di un ottimo secondo tempo, tanto controfallo. Riparte con la rimessa per la Magnitudo, Sciuto in qualche modo la stoppa, Corsi la mette in mezzo, Del Progetto spazza. Ancora Sciuto che cambia gioco bene verso Liga, di testa all'indietro. Carassai e Narini a gestire
il possesso. Ligori verso Pelusi, nuovamente di testa Giovagnoli, la palla verso Teruzzi, è scivolata Ligori. Teruzzi riesce a strappare il pallone al portiere in qualche modo, poi verso Peleggi. È rientrato Rutolini ed è uscito Di Girolamo. Giovagnoli proprio verso Rutolini. Il pallone viene recuperato da Liga, che d'esterno cerca di servire Pelusi, ma Giovagnoli, un'ottima partita di Giovagnoli, che ora subisce anche un brutto fallo da parte di Carassai. Giovagnoli per Del Progetto. Ancora Giovagnoli. Giovagnoli ancora di testa, le ha prese tutte lui. I giocatori della Magnitudo sembrano aver abbandonato. Ora Pelusi cerca la conclusione, palla per Liga, una gran botta. Bettinelli svetta su Ligori, ma fallosamente. Ligori verso Sciuto. Sciuto alla conclusione. Lancio a cercare Bettinelli, Ligori lo anticipa senza fallo, ma Bettinelli ancora sul pallone, tenta la conclusione. Sciuto verso Liga, la sovrapposizione di Carassai, anticipo di Peleggi, la palla verso Pelusi che va alla conclusione, sulla quale si chiude la partita. 4-2 per la Toni Ponzi, che torna così prima in classifica.